Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati in un nuovo inizio settimana di febbraio in compagnia delle stelle di Radio.0, pronti a dare il via al nostro oroscopo. Ariete, periodo movimentato per voi, ma le stelle vi danno quella dose di passionalità e di amore necessari per aggiustare ciò che non funziona e fare una revisione. Scelte finanziarie e investimenti sono produttivi, determinazione anche nella professione che viene ampiamente ripagata. Toro, per realizzare i vostri obiettivi oggi dovrete impegnarvi a fondo, senza lasciare nulla all'improvvisazione. La mente è un po' stanca e non collabora in giornata. Un giorno che si fa quindi piuttosto malmostoso, numerose le scadenze, mentre voi, ancora immersi nel weekend, carburate a fasi alterne. Gemelli, tipico lunedì, tutto lavoro e noiose incombenze di ordinaria amministrazione da sbrogliare. La nota positiva è che riuscirete a concludere tutto. Se una storia vi sta a cuore, rimboccatevi le maniche per recuperarla, la soluzione è nell'effetto sorpresa. Cancro, complice la luna, le vostre intuizioni toccano livelli altissimi, vi basta un'occhiata per capire gli altri e avere una panoramica delle situazioni. C'è spazio per una maggiore apertura e disponibilità, in questo modo offrite ciò che siete veramente. Leone, è una giornata stonata per voi, senza che ci sia un motivo preciso alla fine. Serve pragmatismo e tolleranza, soprattutto mettete da parte le questioni di principio oggi. Confronti accesi con gli amici, con il partner e perfino con un collega con cui da tempo filavate d'amore e d'accordo. Vergine, con tutta probabilità in casa di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità. Prendete la luna al balzo e parlate. Buon umore e ambiente familiare collaborativo sono all'ordine del giorno. Non sottovalutate però le intuizioni che arrivano all'improvviso. Bilancia, il lunedì si lega alla professione, alle abitudini consolidate, alle faccende pratiche, alle pianificazioni degli impegni per i giorni a venire, lo sappiamo. L'amore è associato ai ricordi e alle belle esperienze condivise, ma c'è anche il cruccio di qualche sottile rancore. Scorpione, vi trovate in una buona disposizione di spirito in questo lunedì. La fantasia non si fa frenare da dubbi o nodi irrisolti, andate in profondità senza timori. Nuove imprese e contatti proficui vi aspettano, donate amore e lo ricevete senza ostacoli, la dolcezza è di casa. Sagittario, inizio settimana senza exploit. Oggi volate basso accontentandovi di offrire prestazioni modeste, facendo l'indispensabile con il minimo sforzo. Rimediate a certe vostre mancanze in famiglia, donando qualche attenzione in più, sarete ampiamente ripagati. Capricorno, qualsiasi cosa abbiate in agenda, nessun intoppo scombinerà i vostri programmi. Alcune questioni professionali si chiariscono da sé, andate incontro a progressi e successi soprattutto. La sensibilità è acuta, i sentimenti intensi e profondi, ingegno e idee chiare vi accompagnano, quindi possiamo dire che andate sul sicuro. Acquario, una giornata tutta casa e lavoro vi aspetta, senza avere nemmeno il tempo da dedicare a voi stessi. Questo è lo scotto da pagare per la vostra disorganizzazione. Almeno per quanto riguarda l'efficienza e la progettualità potete dare punti a chiunque, e l'umore però che non quadra. E chiudiamo infine con i pesci. Senza paura di sbagliare, imboccate la strada giusta. È come se ci fosse una voce nel profondo del vostro cuore a indicarvi il sentiero. Non resta che fidarvi dell'istinto e andare avanti spediti, anche grazie all'appoggio degli amici più cari. Ed è tutto quindi anche dalle nostre stelle per questo lunedì. Noi ci ritroviamo domani per un nuovo appuntamento con l'oroscopo. Intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0